Io intanto parlo. Intanto... Allora, 4 mi pare, o no? Te lo dico Sembra su. di sì. Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarde, da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Oggi, anzi stanotte, tra stanotte e domani mattina caricherò 2 interviste molto importanti. Una a Virgilio Careddu, l'animalista, e l'altra intervista a Tonio Stara, che ho appena intervistato, però devo montarle queste interviste. Lasciatemi il tempo, quindi sarà per stanotte, perché poi adesso, dopo che facciamo le prove io e Maurizio, devo portare i cani a passeggio, devono uscire e poi andrò in palestra. Al ritorno dalla palestra verso le 22 mi metterò a lavorare su questa cosa qui. Bene, come vedete dal titolo, oggi ho deciso di fare un brano che non facevamo da tanto tempo, perché non trovavo il testo, tra l'altro, e poi Tonio mi ha ispirata perché ho sentito proprio la pronuncia di Oristano, dei miei parenti di Oristano, che non sentivo da tanto, e quindi mi ha ricordato questa canzone Accudide a Suvogu o a Suoku, dipende da dove, che parte della Sardegna siete. Comunque a Cagliari si legge a Suvogu, è scritto Fogu, però Vogu si legge. Questo brano è del coro tenore Antonia Mesina di Orgosolo. Vai Maurizio! Allora, capotasto, ecco, ti volevo dire, no, la vorrei... capotasto fai al 2, falla. Che tonalità c'è scritta lì? Quello che avevamo fatto prima. Era capotasto al 4 là, sì. Sì. Cantatela insieme a noi se la conoscete, altrimenti ascoltatela, è molto bella come canzone questa. Accudite, prima che succeda un danno, sto tu minore se manno, sa chi studiare su voi. Ah, bimba, 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 bimba. Canto, brullo, canto, gioco, canto, brullo, canto, gioco, canto, brullo, canto, gioco, canta, posta, canta vero, su consenta desispero, sente bestiase cosa. Ah, bimba, 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 bimba. Zona fresca sei ombrosa, zona fresca sei ombrosa, zona fresca sei ombrosa, scutas che si stiu bramma, si largo di sarfiamma, istruende canto cara. Ah, bimba, 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 bimba. Savera male badata, savera male badata, savera male badata, bestia me ne masedo, che in su vedo senza vedo, lo tu torna da chi sei. Ah, bimba, 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 bimba. Zente mane pisettina, zente mane pisettina, zente mane pisettina, il terrore il tattanno, picchiandere sta danzando, da su fuoco sa calora. Ah,
pura, campi da nuki 300, sa barba gesto tu tentas, dos desa barune. Ah, bimba, 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 bimba. Povera Sardegna mia, povera Sardegna mia, povera Sardegna mia, cale crudele destino, intada il suo lumino, ser morire lentamente. Ah, bimba, 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 bimba. Fontana fera spadente, fontana fera spadente, fontana fera spadente, sostraino se un rio, son prur molto chino bios, giusto e uno fatto zero. Ah, bimba, 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 bimba. Avanzando sul deserto, avanzando sul deserto, avanzando sul deserto, e rimedio non bada, da e punta teulata, fino a Santa Teresa. Ah, bimba, 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 bimba. Casa natura è st'offesa, casa natura è st'offesa, casa natura è st'offesa, piranghe che poche manna, na dell'uengia in gianna, porta sa piromania. Ah, bimba, 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 bimba. Bene, bene, quindi collegatevi, mi raccomando, stanotte verso mezzanotte caricherò i video, insomma, le interviste, le 2 interviste che ho fatto al grandissimo cantautore sardo Tonio Stara, scusa. Gli stavo sbagliando il cognome, prima gli ho sbagliato il nome, adesso il cognome. Tonio Stara, importantissimo, è veramente bravo. Andatelo a cercare anche su YouTube digitando Tonio Stara e trovate tutte le sue esibizioni, è veramente eccezionale. E l'ho invitato pure qui da noi nel nostro salotto virtuale quando scenderà a Cagliari. Quando scenderà a Cagliari lui sarà invitato qui a fare una live con noi, lo ospiteremo molto volentieri con Maurizio e in più caricherò stanotte o domani mattina, vediamo, l'intervista a Virgilio Careddu, animalista. Bene, per questo video è tutto, grazie per l'attenzione, mettete un like al video se vi piace, iscrivetevi al canale perché è molto interessante, stiamo facendo delle cose molto interessanti, iscrivetevi ed attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona serata, ciao!